Nasce Siani e muore Pasolini. Il Napoli di Vinicio arriva al secondo posto in Serie A e Luisa Conte debutta con Pietro De Vico al Sannazzaro di Napoli con Don Pasqua fa acqua a pippa. Beh, ma già zecco tutto questo discorso che la commedia stasera. Ciazzic, perché avvengono tutte nello stesso contesto storico dell'anno 1975, anno in cui Gaetano Di Maio, nella sua dimora napoletana, si apprestava a concludere la sua nona delle 28 commedie scritte, cioè quella che ci apprestiamo a presentarvi questa sera. Il morto sta bene in salute. Un giallo comico in 2 atti che i liberi genitori hanno riadattato per voi in uno stimolante spettacolo musico-danzo-teatrale. Cari spettatori del Teatro Italia di Acerra, benvenuti nella pensione della tranquillità. Scusate tanto! Ma che dici?
ma vanno in divisa. Ma stanno 4 gradi se devono andare, ma sconsato, Stanno a essere i marioni più scemenati, ma la macchina si lavano piccare. Ma di chi me la vita più sa. E facile a me, almeno un povero uomo esce da questo tormento. Ma dai, esci da me, forza. Che lui non può parlare con mia famiglia. Che ne può parlare, ma chi si sta sotto shock, non ragiona. Capito? Io sono un po' capi casi, capito? Ho il dovere della vita che capito? Io tengo la responsabilità e già devo curarci di mettere poco. Oh. Oggi no, è fornuto un'altra volta. Oh, è fornuto. Aspetta, fammi Va bene, ma metti qua. Va bene, Peppi. Dammi una bella notizia, Peppi. Una bella notizia, c'è nato a posto, se ne via da. Accettate, ringrazio. Oddio, io mi sento male. Adesso Ma guarda che sto momento di mettere in mano la signorina. Allora si può dare faccia di culo per te, che non Eccola, elegante e riservata alla mia signora. Ma come l'hanno fottuto di chiama e tu non scina? E che se mette a fare ora? Iana! Dana che? Ma l'antifurto si mette per fare almeno un'azione di disturbo contro l'altro. Cioè l'antifurto sono un fascino, veramente. Ma che stai dicendo? certo, l'antifurto è psicologico. È come lo spaventapassi. Ha ragione la signorina. Se mai visto lo spaventavassi ora, ne da uscire. Mi spaventano bene, altrimenti. Ma la mazzaietta! Anni, ma tu scherzi, chi le mariuolo sopra la sfacciata? Chi le vanno proprio in banca a fare l'annuncio pubblicitario? Signori, buongiorno, questa è una rapina, cortesemente usate i soldi, grazie. E vabbè, allora facciamo una cosa, ascoltiamo proprio che i mariuoli ci chiamano il telefono fino alla casa. Pronto? Signora, siete in casa? Abbiate il bandascio di dove? Mi chiamavano a rubare. Avremo di mettere la mano come proprio tu. E allora questa è ragione, scusate. Anni, che ti sono cagnati, mi fratello in casa. Cacca comincia a nave, nessuno si mette a morire di più. Angela! Basta no, hanno fatto tutto Sono io? Se non c'è, mi volevi dire a parere. Ma scusate, come la macchina non ci sta più? Anche questo si fa, è psicologico, soprattutto sa fa, anzi è psicoillogico, che è logico che da sta casa non ci sta niente. sì, e poi tante volte può essere un amico che ha fatto uno scherzo. Buongiorno, scegliamo. Sono frate di Big G. Signora, dica G, ma come scende? A vostre mariuoli. Anni, tranquillo, non ti preoccupare, non ha chi mo beghi. Allora, signora. Andiamo a facciare anche ma mi venga poco. Signora, l'ha buscato tutte e due le mariuoli. Anni, capisci, mi tengo la faccia anche perché la maledetta valigia di te cervello. Zitta, ma faccio la valigia. Stanca, infame, maledetta valigia. Vabbè, fammi affassare tu, ciao. Aspetta, ho capito non c'è la parte. No, aspetta. Per questa occasione ci vuole l'impermeabile. C'è capito? Mi raccomando, prendi quello grigio lungo con i bottoni neri. Tu non ti vieni! Fare l'ispettore cazzetto! Vabbè, no, ma stai da lì. E poi noi ci vediamo a fare luci usciti, ciao. I luci. Poi, prego. No, prego, ispettore, prima lei. Prego, Petti, prego. Brigadiere, come sta? Voglio, c'è capito, perché a mamma no, tutti e tre hanno buscato prima di noi, hanno segnato. Sicuramente, sì. Lo spingete, Ho saputo! Ma non mi faccio pure questo! Signora, che ora sto fatto? Non lo so. Ma come non lo so, signora, qui c'è un orologio, ma poraccio, non lo so! Scusate, è mezzanotte. Abituata per strada, sapete, se grazie non lo so, ma quelli vogliono sapere loro, perché vedete se avete l'orologio dopo. Appena scoprite il pozzo, e ve lo fregano. Signora mia, io da un giorno alla ragione, qua non si capisce più niente. Signora, perché io non lo so? Basta vedere la moda dei cani! Oggi sono diventati tutto canofili! Una volta tenevano tutto pechinesi e barbuccini! Ma tengono
tutte le canne in lupa, e tutte uguali, e pitto un po', mamma. Guarda che uno, se me la mia fuga, non scende. A me signor Bene mi sembra esagerato. E allora uno che fa? Scende e si fa passare buonanotte. Buonanotte, signor, buonanotte. Buonanotte, è meglio che me ne vada a letto. Ma chissà che con tutto questo negozo prendo sonno. E a pensare che questa si chiama pensione della tranquillità. Chissà mai come ha completa. Mamma. Ehi, a dove sta mamma? Chi è mamma? Mamma non ci sta più. Mamma è morta. Mamma. Anco. Ma come faccio a chiamare donna Nannina? No, non mi la chiamare. Non ci vuoi tutto il parleremo con figure di lotta. O ti credevi che per l'incazzatura della macchina mi ammusciavo tutte? Ma come ho avuto unito un problema la valigia in deccio rovere e pensate ancora a sti cose secondarie? Zucculine! È volato zucculine, pazzi pazzine! Mi è volato! Signora Nannina, vi devo dare una brutta notizia. È sicuro, la macchina è stata presa. Ah, chi le marijuana un pazzetto? Sono già da sé. Ma quanto sta? Lo dico a vostra madre perché con voi non parlo. Ma che è? Come non può parlare nessuno? Signora Nannina, Sì. vostro marito e il fratello sono al commissariato per fare denunzia. Buonanotte, signora Nannina. Questa è proprio la pensione le scine. Dunque, dove eravamo rimasti a te? Ma grandissima zucchine. Ehi! Non mi fa incazzare che ci levo di pezzo per superlativa! Mamma ma fosse dei fatti ma sta tutto qua. Ango! Che le case mettono tutti quanti che perché avete fatto per sentire che noi ricima? Forse specialmente perché stiamo attrazzuti! No, signora Nannina, prima faccia fatta mia. Oh, e allora come mandi i suoi ricicare che avete portato neve? Sì, ma per combinazione. Eh. E perché? E perché? Perché? E perché? 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 Perché mi era caduto un bottone proprio qua, vicino alla porta. Non si vesti facete una cosa. Te la siete venuta a stanza vostra e date la cucca, ragazzi. Buonanotte, signora Nannina. Guarda, io mi avessi accontentato pure i chist! Non ci vuole, questa è una pensione. Mi sono passato giornate belle, fresca, simpatica. Sono femmina pure e capisca. Una ragazza può prendere la sciuriata perché perde la testa. Ma tu ti sei messa perché? Cugino Torri, che innanzitutto tu puoi essere padre, ma poi è un cantante attore. Uè, chi lo come attore fa schifo proprio. Però già dice la verità, come cantante. Faccio schifo ancora! Mamma, ma quello è un grande macchiettino. No, quello è un grande macchietone! Mamma, voi non lo guardate con gli occhi miei. Mamma mia, spiegami pure a me, che te? Fascino, stile, charme. Ma queste cose che mi fai già sciarmati! Ma voi ci pensate al look che tenete in odore? Un look? E che è un look? Non dice queste cose sporcografiche, da casa mica è da Mamma, ma se volete pensare solo ai vestiti che si mettono, Avrà ragione! Io non quanto si va a fare uno zitto! non è mai comune, mamma, è sempre eccentrico, fantasioso. Un disgraziato mi ha rovinato la figlia! Mi ha rovinato la figlia, maledetto il giorno in cui da sta casa tra 7 genitori! Mi avete chiamato? Innamorata! Vita da cani! Pensa che il terzo spettacolo stasera è finito più tardi! Date come voi! Mi avete chiamato? Anche i cani! Ma parla con me, Luigi, parla con me. Mamma sta un po' nervosa. Sono venuti là, le stanno rubando la macchina e papà. Oh, veramente? Come quanto mi dispiace! Voi non ci potevate mettere l'anzitutto! Ma stiamo aspettando a te! Quello non geniale scendeva e il mariuoso lo pulieva! Ma quello non c'è niente! Esce! Si è portato pure i rimborsi! Speriamo che non buscate i mariuosi! Parla con me, Luigi, parla con me. Lo spettacolo è andato bene. Oh, spettacolo! Certo che è andato bene! Ma io volevo fare la Ida, lo trovatore! O barbiere! Come un barbiere? No, dico il barbiere di Siviglia! Quella è un'operetta bellissima, forse questo volevate fare! Ma sapete che cosa mi piaceva fare di più? Un pagliaccio! Come vuoi? Ma ti corridi pagliaccio ridi, quella è un'opera più bellissima!
Ma io veramente stavo di tuonza. Sì, io sono un appassionato della lirica, uè. Io mangio pane e pavarotti. Tua madre è proprio un'intenditrice. Tua madre. Lei non sa chi sono io. Hai ragione, io faccio chi sei tu. E a scema io non fa. Oh! E invece guardate che avvilimento. Queste sono le parole di una macchietta che devo cantare domani. Ah, sì, e come si chiama? Ad aschiettarmi a scusa. E tu hai il sangue un mommo. E perché tu hai cliente aspettare? Ma quello è il titolo della macchietta. Ah, ma anche il mio è il titolo di una macchietta. Io hai il sangue mamma. Allora, la volete sentire? Sì, dite. Prima una nota introduttiva di alto livello orchestrale. Trombo, trombone, gran gas. Contrabbasso. Paravilla. E poi la strofa poetica. Mio suocero è Nupie. Nupie se contrabbasso. E te ne muretto. E corno. Nessuno. E poi viene la suocera. Ah, una suocera. Mia suocera è Una cretina. una graniglia. E mangio patati. Bello, bellissimo, ma troppo a pelle è stato questo poveretto. Ma sentite un po' che ci va bene. Anch'io ho appena partorito una scopolenza. Ma tua madre vede che è un artista. Lei c'ha orecchio. Sì, io sono sempre stata una ricciosa, sempre. La volete sentire? E poi siete matti. Subito da commento. Ho venuto però come sai quanto uscito e vado avanti. Mio genere non c'è. È un celebre cantante. E pare che fa schifo. Tito schifo e se ne va. Bra. Tu quando hai capito qualcosa è l'arte? Ma lascia stare. Tua madre ha voluto scherzeggiare. Mi ha chiamato un Tito schifa. Io sono venuto qua e questa sera c'è un appuntamento con dei grossi impresari. E sto venuto qua per Magagna. Vado, mi trasformo e torno. Mio suocereno pie. Chi si compra poi mamma. Chissà come se restiamo qui un crucerello. Mamma, non lo nascondi. Voi Luigi non lo odiate proprio. Ma io non nascondo, dico proprio. Se mi fanno uscire in televisione a me, io mi metto così, come a Lili Gruber. Miei cari telespettatori, io schifo a Gino Dore. Ma tu stai stamane, come sai? Vieni qua, ma stai stamane a tuo padre, a tuo zio, stai stamane così. Che lo sai che sono gente seria, sì che sono cristiani. Eccoci qua. Ma che è successo? Ma andiamo a fare, non ci abbiamo buttato di Marione e ci hanno spugiato. Ti spiego che non avevano salto buono. Ci voleva altra forza lì. No. Di chi si tempo, non ti porta niente soldi a questo. Lasci capire, ma aveva buttato la cosa sotto i Marioni. Ma poi Marione, venuto a Sina, a Corriere, una cosa, e mi sono morto in vita. Passate. E che mi rappietta che si sono abbracciati. Ma non posso niente, sono arrivati pure i guardi, sono là. E bambini l'hanno arrestato, sì. Sì, ci volevano arrestare noi, oltraggio al pudore. Hanno pigliato tutti i travestiti. E poi che avete fatto? E lì, Sì. ci ha girato a puzzetta in pazzo. No, pensare di invece ci fatta la parte dell'uomo, perché io sono un uomo. Ma ci pigliate niente. Ma ci spiegate, ma come vi permettete? Ma ci trovi una vita che tenga una bella pezza di famiglia, una bella moglie, una bella figlia.
È un bello frate femminile. Sciocco! Babbo, mi è importante che la situazione è stata accaduta. Hai ragione, la famiglia è bottigliere al completo. bravo. A bottigliello, fiasco, a rammigiani. È il bottiglione capo di famiglia che sono io. Ma andiamo, hai fatto la pelle, ci vogliamo mettere una cosa buona, posso pure le fritte. No, io scusate, mi pare venire. Andiamo, indiana, però me l'avete cognato. Vedi, ci hanno prese cognato, andiamoci. No, io mi posso pigliare, poi cosa fanno poi? Adesso sono stato tu, voglio fare l'analisi, che cosa mi fanno poi? Mamma mia, perché che sciuto? Ecco, il polisterolo a 4 e il panzaminale a 3,20 e il triciclo a 1,3. Lo vedo che a 30.000 minuti, qualcuno aspetta niente di più! Ma fresco, andiamo, scegli, Ma che si deve fare una carancia? Non ancora, Gennaro. Che lui va a andava a ricevere il cane per le riceve! Gennaro, facci una faccia rossa, faccia Viva l'Italia, ci va perché l'italiano! Decide che salto di sterminare la legge c'è tu una mattana Bravo! E a ma banca cercamo un prestito trentennale, ma che te? Gennaro, tu la furriera, vedi tutta la legge. È fatto nostra, mi dico una cosa, va. Amico! Le ambulanti che vanno a cattare su come a Ginozzo, non hanno... Ha cantato 30 anni fa! Quando ancora di qualcosa ci metterai! Ora mi è rimasto solo una supplica alla memoria! Come sta su? Fammi capire! Ce l'hai eterno riposo! cooperativa che vi posso fare dare. Io sono sempre con voi, Ve l'ho detto adesso perché rimane troppo tardi. Me ne vado, licenzio la camera, ma ha già fatto pure la valigia. Ma perché? Vi siete offesi che io prima ho detto che voi mi mettete con la bicicletta dietro la porta? Poi io già pazziamo. E invece è vero. Ah, io vero? Sì! Ma non per quello che pensate voi, Modestamente Silvestrino Petrella, giudice e pettegolezzi, non ne parla. E non possiamo carecchiare la morte questo lì. La voce. Signora Nannina. Sì. Papà, è una torrefazione. Sì. Io stungo mezzo caramelle, mezzo cioccolatino. Ma non ho mai visto una cosa così dolce come vostra figlia Rosetta. A bottigliare la mia! E a bottigliare la vostra. Essa prima mi guardava, mi faceva sperare. Ma poi è venuto che il buffone è chiaccone. E cosa dove andate? Una dietorelle. A che? Una dietorelle, due caramelle senza zucchero, signora Nannina. No, non si pensi, sentite a me. Presentavi una nuova dinastia della vostra. A chi potesse dormire, signora Nannina? Ah. Mi stungo mezzo completo, mezzo giù. Ma sto pieno d'amaro dalla testa ai piedi. Signora Nannina, aiutatemi voi, datemi un cucchiaio di zucchero. Non si vestì. Io un cucchiaio di zucchero mi avessi volentieri. E invece vi devo dare una presa di veleno. Quella disgraziata di mia figlia, tra qualche mese, si è sputata a forza. Ma mi dai tutto il zucchero qua? Ma come volete ridere? A bottigliella mia! È stappato, non ti metti, è stappato! È stappato! Stappato? Sì, ciù! Stappato? Sì! Stappata! Ma dove è arrivato attacco a chi sta? Come è possibile? Ma come è possibile se ti fa bene che il capo si vestiva già dice la cosa, già fanno confidenza. Quindi mia figlia dice che tiene un coso là, tiene una cosa eccezionale che forse voi non avete. Ma il capo si vestiva. Non si vestisce mica il voi. Sì. Non si vestiva. Ma voi come state messo a Lucca? A Lucca?
A Luca. Oh, Luca! Guarda Luca qua! Io modestamente ho speso milioni per rifarmi il look! Oh, non si vesti! E allora cagnatemi Erika! No, non posso stare più in questa casa! Io me ne vado! Me ne vado! Ma l'ha luccato, questa è una pensione! Sì, avete ragione, ma io uno per farmi sentire da lei! Ah, sì? Che non può darsi capire che il Gianni gli esce qua fuori! Oh, dici tu? Sì! Ma già fatta valigia! Ma dove sta la valigia mia? Ha tenuto male la valigia, non mi metti! Manco magari! Che succede? La trovi che bello con la valigia, ma... Leva la mano un po' porca, Gennarino, ma le porca! Papà, pigli la camomilla. No, ma chiaro, vedi ti sei venuto la lupa la valigia mia. Era Don Silvestrini che se ne è chiuso. Uè, tutti qua fascine conto. Ma non conosceva, ha fatto mettere sta paura, l'ha fatto mettere. Gennaro, ma noi ce l'avessimo a rubare questa valigia. La valigia ci sta! Aveva la valigia, ci sta, poi ci sta. Chi ne sei soldati che non ci stanno di giù? Jenny! Jenny! Nanni! Jenny! Quella è la valigia! E non è rimasta sola, Jenny! Sola! Senza nessuno! Senza padrone, Jenny! Capisci? Sola! E che cosa abbiamo fatto, Nanni? Cosa? L'abbiamo presa tra le nostre braccia, sì, come se fosse una figlia, sì, l'abbiamo adottata. Ma che stai dicendo? Tu parli la valigia come se fosse un orfanello. Ma che stai dicendo? Sono le parole di una marchesa che sto studiando. Oh tesoro, allora come sto? Sei bellissimo, effervescente, spumeggiante. Pare qua la magnesa San Pellegrino, Bene, all'appuntamento che c'ho stasera con due grossi impresari dipende tutto il mio futuro. Io dovevo vivere a Hollywood, la mia faccia sullo schermo gigante. Ah sì, allora in bocca al lupo con tutto il cuore. E con tutto il cuore quando riesciamo che lui mi ha fatto in bocca ai cani. No, cara amicina, in bocca al lupo, fra noi gente di teatro, non si dice. Lo sai come si dice? Merda! No, il Don Gennaro ha ragione, è proprio così che si dice, merda. E sai perché mi è uscita questa cosa? Perché ci viste a te, no? E mi è uscita proprio spontanea. Cara suocera, ti fate un favore, ci da me pure voi. Ah sì, io non volevamo con te. Ma io sono una signora. No, Nanni, non sbagliare, Nanni, no! No, Nanni, no, tu glielo devi dire. Nanni, alzati, Nannina mia cara. Chi lo vuoi sentire? Tu ci fai una bella merda qui. Dai, di tutto cuore come sei fatto tu. No, è troppo ricci, forza. Dai. Va. Merda! Madonna, ma tu non me l'hai detto bene. Questo dai dall'alto, guarda che vuoi viene dove? A disposizione. Papà, a me poi non c'è stato problema. Te ne richiamo no. Io adesso devo andare, se no faccio tardi. Sapete vicina? Vado. Più bellino, mi scioglie. Ma guardate le povere due ci vanno io lo vado un uccello cavo. No, tu ti hai rassegnato. Quella tua figliatura che si tiene un look eccezionale. Chi si tiene un look? Ma va look è lì. A chi sto sul lucchetto voglio un rindocenza. Allora io me ne vado. Dal mio appuntamento. Scusate se lo faccio tardi. Senti una cosa. Non te lo voglio dire. Ma chi si qualche volta se avessero detto di farsi uscire la parola, la bestemmia, l'insulto? Papà, ma quale insulto? No, chi si qualche volta se avessero detto che mi chiama papà. Guardate bene che faccio uscire la fine non mondo. E ciao! E muoio a tutto. Buonanotte. Sicuramente Luigi non avesse dimenticato qualcosa.
È Superman. Pronto? Ah sì! Sì, sei Carmela! Ma noi ti aspettavamo domani! Ah, stai giù, hai che oggi no? È sotto un breve. No. Ah, ti apro, Sara. Mica Rubino, dai, fa una cosa, aspetta, faccia fuori. Ah sì, dici che Gennaro sta dormendo, capito? Ma stai dicendo, Gennaro, mi si rimane solo a me con quella delinquenza. Gennaro, ma tu ti metti a paura la femmina? Sì. Gennaro, fa l'ombo! Ma ora li faccio l'uomo, basta! Ah, fulmicero! Quando passano prima sì, parlano, tanto chiacchierare da pagare. Quando sai da sa stare e come andare tu quando tocca su una passare tanto sulle guest poi non fa. Soprattutto mi capite. Lo sai, io mi ricordo di te, eri ancora una puttanella. E che la cuccia è rimasta? Scusate, ma voi perché ogni tanto parlate siciliano se siete quartieri spagnoli? Rosetta mia, ma lo sono tanti anni, che faccio la picciotta da Napoli e Palermo? Sì, è diventato un cucciolo viaggiatore. Ma scusa una cosa, ma tu mai sei venuto a che stu? Chissà come sta restando quasi, abbiamo a preparare pure la camera tua, vedi? Attacco qua, poi domani mattina facciamo i convenevoli. Ma che minchia dici, c'è una retta, questa pensione, no? E voi nottambuli siete. Anzi, io avevo pensato di andarci a fumare un bel calumetto con i coniugi bottiglie. E tu mi a cuccare, cioè no, ce lo facciamo o non ce lo facciamo su calumetto? Ma tu lo fai a calumetto? Nanni, la interrumpeva prima della facciamo. Ah, capito, ce n'ha! Un calumetto a pip! Si capivi l'amicizia? Ce n'ha! Andiamo, forte che sta pippia! I amicizie che sono a fumare la pippetta una notte! Ma sta piccirella la tensione. Ehi, i soldi stiamo mangiando io, perché non ti dai ancora i cazzo?
Vai, sciacquato un naso, va! Come chiamate a me? Madonna, c'è una sciacquato un naso, a Palermo significa una bella cuccioletta. Va. Sì, se non avete più bisogno di me... No, bambini, vai, sciacquo tu mazza e Buonanotte, tesori. Buonanotte. E la passaniente tu e mi sembra. Carmela, voi se permettete, io vado a fare un buon caffè, perché sennò apri il pulpano poco. Non ci sono più qua, Carmelo, non lo pigli caffè, è astemia, no? Bravo, Nannina, ma siamo di quello che mi interessa. Dopo, pensiamo anche al caffè. Vieni a me, vedi qua. Tu qua. Ce l'ho. Una pietra sul cuore, un macigno c'ho. Veramente mi pare mi scoglie Marcellino. Però, se vuoi ti faccio un po' di acqua con limone e bicarbonato. No, che sono un briscogli, capito? Adesso voi lo sapete perché sono qua. Lo sapete? Lo sappiamo. E come non lo sappiamo? Lo sappiamo. Lo sapete? Se vedo un po' strano. È successo qualcosa? Etna, Vesuvio. Gennaro e Nannina Bottiglieri. Il nome della nostra antica amicizia. La valigia di Luciano Padello. Onne. Oh, che lunga! Oh, quella non ti vuole sapere dove sta. Carmelo, sai che è? Che devi quando a dicembre, no? Le hanno tutti cosa amici. E tu una tua amiciola, dice, beh, non mi fa, come mi sa, Sai, ma che tu sta parlando? Ma parla proprio quei chi Vieni, va. Carmela, io volevo solo sapere se per caso nella tasca tieni una pistola, un coltello, un cultulluccio, una forbicella, tu ti tratto, tu fitti la bomba a mano. Vieni! Allora boffo le palate, in chiama lì ci sto giù. Ma come? Ma dopo si vuole sapere? Ma che dite, sanno fede, sanno lo solete catane, sanno uscito, sanno capire! Oh! Ma non mi va mano, Carmela, sta gelata, sta di buono, a quattro passa. Tu vuoi pigliarti la parte, si mi Chi si sa, non ci metti voce, io mi fate più pressione, Aspettate. Ma allora che stanno pensando alla pistola che vuoi sparare, che la facciamo fazzoletti! Nannina, Sì! qua bisogna piangere lacrime nere. Nannina, lacrime amare, Nannina. E tu? Io non posso parlare! Tu! Non posso parlare! Povera figlia, non va a spuzzare che mi ha sciato, Sì! Aspetta, Carmela, adesso ci vediamo tutti. Sì! Ma io non voglio parlare! Io ho spiegazioni! E te vediamo subito su. Ah sì, te qua. Tu qua? Qua, sì. Ti diciamo tutto. Avanti. mi metto qua. Ce n'è là. Allora, no, mi metto qua. No, ce n'è qua. Ecco qua. Ora ti diciamo tutto. Avanti, parlare. Ce n'è racconto. Che diciamo tutti che c'era qui. Dunque, vabbè. Sì. Un giorno, questo Luciano Paternò si affittò una stanza qua. Sì. Questo lo so. Era un picciotto d'onore. Comanda io da Palermo. È un picciotto d'onore. E infatti onorevolmente dopo 3 giorni lo arrestarono. Questo lo so. Come che ne sa tutti voi? Sì, ma voglio sapere che fine ha fatto la valigia. E allora no, e che devi sapere, no? Che qui, il giorno dopo, che questo fu arrestato, arrivò un giovane tutto misterioso che portava con sé una lettera. In questa lettera c'era scritto: nella mia stanza c'è una valigia, igia. Che per nessun motivo al mondo. Deve essere aperto. Anche se viene la polizia, i carabinieri, la finanza, nascondetela bene. Questa valigia deve essere consegnata a me personalmente. Mica a me, figurati, non era di lui, povera gente. Ma loro mi pensano, ma che ci sarà mai questa valigia? L'eroina, il tritolo. Ma capi che mi hanno fatto a pizza. E invece, meno male che il giorno dopo, sul giornale vi lesse che questo cristiano qua era stato, sì, questo Padre Nostro. Padre Padre Nostro. Padre no! Stu Padre! No!
no. Ma che stai dicendo? Il tribunale ha firmato, non ci sta. Ma non che dice di passare legge, no? Che ne sa? Ha ragione Nannina, ha ragione. Hai visto aveva ragione Nannina? No, Nannina ha ragione. Ha ragione Nannina. No, dicevo, Nannina, virgola, ha ragione, c'è Ma non mi viene detto che non c'è mezzo. Ragazzi, che le voglio, ci mettere il birro, fammi sapere. Ragazzi, andiamo avanti, forza. Allora, su questo giornale avevamo letto che questo aveva avuto 20 anni di carcere. E poi pensa a sta gente che apre la valigia. Ma che c'ha, deve sotto la città per me? Chi lascerò pubblicità? E poi sta che mi film fatto a pizza che puzzo, non pubblicare. Ragazzi, ma quale testa fatta a pezzi? Dite la verità, avete fatto il guaio. Appunto, da me. Quello qua sta il guaio. Perché riguarda la vetta ma la valigia. Non c'è sempre nessuno capo, i film fatto a pizza. Carmela mia. C'è sempre tutto faccia bene, rispettato, elegante. Ma come fotografia? Ma nella valigia non c'erano 500 milioni! Appunto, c'è sempre Alessandro Manzoni, Michelangelo. È un atto da vinci! A me non stiamo così. Ma lo sapete come per anziché sono? La testa di voi. Come quella sulle croccettine di lei. Esatto, che lei capito, per avvertire del pericolo che si corre. Insomma, quando avete preso da questa valigia? Carmela, noi ci andavamo pure a informare se questo tenesse famiglia. E invece il risultato è che questo non teneva famiglia, capito? Ah, ma io morta ero! Bastava farmi una telefonata! No, Carmela, ma noi nata nostra ci facevano perché non sapevamo niente, né ero siciliano né ero sordo. E quando è arrivata la tua telefonata una pagata troppo tardi. La valigia era stata violentata. Ah, disgraziato! Ma avete combinato, disgraziato! Carmelo, non ne avevo così, se no non ti dici niente di più. Carmela, io tutte le mattine andavo in mezzo al mercato. Sì, io innanzi. E ce l'ho pensato su te. Sei pappizzi. Sei pappizzi. La fine fare tutte marine, capito? No, sei pappizzi che portetello e come portafoglio. Hai ragione, ce l'ha, ma noi ha preso, portiamo tutti i motivi. Fai spesso. Perché c'è i soldi per tutto corrente. Quando mi sta a casa. Carmela, ogni mattino per casa è una novità. La mattina è la muta di Podenello. La mattina a Friese è la muta di Pomarolè. La mattina a Friese è la muta di Mussil. Ma che mi piace dentro Mussil, ma Carmeli, ma scrivi a te! Inflazione, Carmela, inflazione! Ma noi pensiamo, ma chi sta tra 20 anni che torna? Che ci trovi giù perché la valigia? Niente con tutta l'inflazione che ci sta! Mamma mia, Carmela! Se nassi 2, 20 minuti e me li fanno nel caffè come il biscotto! E vi scopriamo un caffè! Insomma, quando avete preso da questa maledetta valigia? Senti come faccio scucciato, ma vuoi dire? A me, signor Negris, mi scate una cambiare 500.000 lire. Quando l'aveste fatto? Io? Ti buttavo a mare, piuttosto ti prendere i soldi da quella valigia! E che è la stessa cosa che vuole favorire, però la mia dosso non tracci buono. E allora ci facendo come sta. Io i soldi non ce l'avevo a rubare. Ah no? Ce l'avevo fatto prestare. La valigia. E la valigia vuole spordire! No, ma noi pensiamo, oh raga, con 20 anni di tempo non ci mettiamo una volta 500.000 lire. Allora ce l'avete rimessa! Noi ce l'abbiamo rimesso. Ma perché ha dei prezzi tutti e due? Ci mancano ancora 19 anni e 4 mesi. Il tempo ci sta, è voglio. Vabbè, Nannina, c'è tanto, si tratta soltanto di 500.000 lire, io modestamente... È sempre stata una cartellina per lei, ma sempre una cartellina no. 500.000 lire a volta. Avete di più. Calma, io posso stare con i fratelli. Sì. Non ti pigliamo mai che le do tutto a parte, il calotto non si roba. E anche Giannina, Gianna! Nanni, ma tu non fai la tua parte, ma non sei Dio. Quanto avete preso? Andiamo a fare che? Tutti ti raccontiamo! Si vuole a prova di raccontare! Facciamoci un po' di aspetta, allora. Ti va a mettere una capisca stracciata! Ah, capisci come ha stracciato? Sì! E lavora a casa? Sì! Ha cambiato 500.000 lire?
forse data figlia. Comunque secondo me ci va. Allora, ce la fate conto. Quanto? Tutto! Tutto, Carmela, tutto! Ma voi l'avete fatta grossa! L'avete fatta grossa! Ma io sa! C'è no! L'hai fatta grossa! Non può essere! Non ti va vestiti! Ma adesso non vede che cos'è? Il vuoi adesso? È con la famiglia! Mamma mia, ma che vai a famiglia? Non ci stanno tirando nessuno! Ma che voi a la nave su tutta la luce, certo, questi non hanno famiglia. È probabile che siano figli di secondo letto. Vabbè, Carmela, fai una cosa, parla tu con questa famiglia, dici a Gene che noi ci facciamo 2 cambialette e a fine mese ci torniamo in suppadere, capito? Cambialetta, la famiglia! Alla famiglia! Che le cambialette mi ha salvato di Italia! Le cambialette la famiglia! Sì! Fatti le cambialette, Nanni! Sì, le faccio! E dimmi tu, Nannina, le cambialette! Sì, le dico io! E se non firmi vai in galera! Perché sì? Se non si parla si va in galera? Sì, certamente! E allora il film Gennaro, come posso? Tu me le godi, c'è no! C'è Narco, me le godi! No! State ballando la tarantella sul terreno minore! Avete baciato in bocca un lebbroso! Due sono le cose da fare! O squadrate su, o morirete! Gennaro, tu quale preferisci? Non so, ci dai che l'imbarazzo nasce. Voi scherzate! Lo sapete i soldi? Lo sapete i soldi di chi erano? Mi quadernò! Ma che paternò? No! Non avete ancora solo un sicario! Ma andate per studiarlo! Oh, ma non ci avessi pigliato per scema? Io ti dico, ma era ci cucinando l'uneria. A uno dall'America fino al capo, voglio studiare sui casi. Non ho messo da un tesicari no! Ragazzi, i soldi erano della madre! Ce ne capivi? Se pigliate i soldi dalla mano, sto Io lo sapevo che la pensione una mano! E la pensione, c'è una 100 E milioni di chi lo pensione. portasse vicino alla pensione ci siete chiarretato, perché? Sai dire. Perché la pensione la ricevi sapetto che stia? Anni! Sì. La madre di Paterno! E anche la mia di mamma! Come sai? Ce l'hai capito? Che stia sopra i paternoni. Le picciotte sta pigliando tanta colla! Ma che dite? Sto parlando per antonomasia! Hai capito? Stava una camera e una parete. Esse fanno un mazzo. Un frate fa paternone. La mamma mi fa pure i figli con 2 uomini. Anni, mi capite? Guarda, non ce ne sta! Come mi capite? Già quei tempi ci stiamo a proponendo. Sì, se la mozzarella, Nanni! Ma che mica dici? La madre è la mafia! Li aveva avuti per ammazzare una persona! E come non sta qua? Dice, una ragione precisa! Non è vera! Che bella pietà! Che me ci deve arrivare? Che ci deve arrivare? Che noi facciamo qualsiasi cosa! Che non ci deve arrivare! Ci arriva loro. E ti stivi prima, no? Non c'è stivi qua! Poi a me un giro non mi è piaciuto. Figlio! Torna indietro! Ma faccio un giro a tornare. Grazie! Carmen, noi facciamo qualsiasi cosa! No, ragazzi, non vi Sì, non c'è nada, ma qualsiasi cosa! Gennaro, tu ci Allora, mi ascoltate? Sì. Ascoltate? Io, nell'organizzazione, non sono il generale, io sono solo una soldatessa. Io vi posso solo piangere, non vi posso salvare. No, vabbè, tu devi parlare, vabbè. Carmen, parla! Gennaro fa qualsiasi cosa! Vedete qua, vedete qua? Mi ascoltate? Sì! Sì! Venite qua, lo dite un'altra volta. Sì! Se me lo spendiamo, non ti capiamo io! Venite, Carmen, E lo dico per l'ultima volta. Lasci pazienza. Beh,
faccia figa, capito? Queste cose non si possono dire apertamente. È Apollo che deve affermare. Sì, a me, ma se tu non cacci niente, no? Non vuole mettere a mostra. Gennaro, Annino, li che un'altra volta. Poi tu. L'ammazzeresti una persona. Ma tu spacci tutto poco. Ma tu mi stai dicendo? Mi stai facendo uscire i piccoli per tutte le gambe! Ma voi si pensate bene? Se non ammazzate questa persona, i soldi da valigia e aspettano di dire e tanti saluti alla famiglia. Tanti saluti a Maruzzone e Santo Buona, non è vero? Ma che stai dicendo? Andino, non scherzate! Queste sono persone che squagliano i cadaveri nel cemento. Non cemento! Sì, hanno detto che fanno i cadaveri dentro il cemento, cioè praticamente prima da civile e poi tu vogliono dentro il cemento che la cucciara di fronte col Ma perché? Perché devono guagliare a mio marito cemento dentro al cemento? Io poi come faccio senza un bruttuso a ci mettere un fiorani? Lo faccio guardare e scendere fuori. E mettere i fiori. come morta mio fiore, lo vogliono pure a te. Va bene. Ti porti una bella cassata. No, grazie, niente dolce, a me non mi è piaciuto passare Che cosa che sono? La cassata è buona, c'è da buttare la cassata, c'è da buttare la cassata. Gennaro, diglielo, bella, dolcissima. Dai, una bella festa. Salson. Non sapevo! E tu hai la cazzata nel mondo! Va buono, calmo! Come che si muovono tutti con lui? I numeri sono pericolosi! Sì, ma non so come la cassata fa boom! O allora tu puoi fare come un bengalo! Ehi, non le cannò, perché oggi è l'epoca dei cannò. Vabbè, non fa niente, nessun dolce. No, non ce lo volevo perché ti nipoti a bene! Un po' pulito! Vabbè, non fa niente. Se noi partiamo un bello raggio florea, una bella pianta. Siamo allergici! Immaginiamo. Buongiorno! Bussa alla porta, una bella signorina. Chi è? Una fioraia. E vi porto una bella pianta. Bella, c'è no, che è profumato, c'è no. C'è no, è pesante. C'è no. Veniamo qua. A voi no! Che è pesante a sta zitta! Guarda, Nanni, guarda com'è, falla guardare. Sì! Guarda com'è bello come è profumato! Bellissimo, Bellissimo, ma che composizione è? dei fiori, dei ciclamini, che sanno? Che sangue? Sì. Ma a noi non ci piace, noi siamo allergici. No, prendi un fiore a noi. No, non mi piace, no. Non lo vuole! Vieni qua! Ma ci dà la dopo, sempre tutti voi! Ma c'è un tappo di te! Ma c'è da già la stampa, pure un pulito! Allora, Giannino, Che devo fare? vai, tira! Guarda che combinate, ci fate tutto nasinare! E tu te la lavori di papà! A scalo, ma mi metti a scenografia, tu sai che ce Ma devo qua bene! Ragazzi, ascoltatemi bene. Sì! Per voi è facile. Perché le persone che deve morire hanno già qui questa pensione. In da casa nostra? E chi è che sti? Perciò io feci venire la Terno per ammazzare sto barone. Sì, ma chi è? Ve lo devo dire. No, non posso sapere. Ok, allora vado a dormire. Fermi tu! Tu mettete qua! Tu ti sta zitto mo! Perché ci parlai? L'uomo! O padrone qua! Chi è? Chi fu padrone? Non io padrone qua! Ah, sei tu. Chi è chi sta? Allora, sì, ascoltate. Sì. È un macchiettista da adesso. Luigi Chiacco. Bravo, soprannominato Gino Torello. Ah, madonna mia, ma tu perché mi fate sti tentazioni? Io non ci capisco. Vedete questa fotografia? Che sei una femmina con 3 crediti? Sì, sono i figli di Chiacco. E chi accucire? Chiaccone, l'ho vista in America con questa ragazza
troppo importante, guarda. Non visse per lei per alcuni anni, dopo scappò in Italia. Ma la poveretta si rivolse a un grande boss, un certo Santa Maria. Madre di Dio, adesso è nell'ordine della nostra. Ma che dite, che dite? Santa Maria è il nome di un grande boss, il quale scrisse in Sicilia un altro grande boss, di nome Don Pippo. Ha già capito tutte cose, Gennaro. E capite chi è Pippo? Pippo Paolo. Ma che Pippo Paolo? Pippo Santo, il quale scovò Chiaccone e mandò Paternò. Marò, Gennaro, ha già capito tutte cose, ma tu le capite mica. Non te lo spiego. Questa è tutta una trama religiosa. Allora, Santa Maria, mio nonno santo che scovò Chiaccone che venne Paternò. Cioè, che se con il Chiaccone hanno reputato tutta la chiesa. Sì, va bene, però ti devo dire una cosa, quello che sto disgraziato, la gente tutti che non sanno manco fare, la gente dice una cosa, c'è una... Che cosa, se sapeva, non sapeva. Chi che tu disgraziato, ha rovinato anche mia figlia, e capite, la seconda con me, a me aiutaci tu me, che con me. Ragazzi, Sì, io vado a dormire. Poi, nella fascia degli assassini, non ce l'avete per niente. è vero. È vero? Non c'è il coraggio, io vado dentro. Sì, io coraggio lo tengo Lo so. Va bene, io me ne vado. Però voglio sapere una cosa, Dimmi. quando è che arrivano i piccioni con il cimento? Quando arrivano? Sì. I picciotti potrebbero essere già inviati. Tutti sotto e giù. Che sente fatto tutto. E l'abito nero non si va. Sta troppo. Ragazzi, ora dentro, su voi non ci conto proprio. Però, se il diavolo dovesse tentare, basta farmi un cenno. Io chiamo in Sicilia, tutto è fatto. Va bene? Avete capito? Sì. E quelli impegnati, non potete tornare più indietro. Si vuole peggio. Perché finite sbagliati. O indulcimento, o indulsabù. O indulcimento, indu. Sì, io già capito, ce l'ha. Che fine faceva? Oh, coraggio lo deve fare. No, io parlavo da tu. Sì. E la credi? Sì. Te ne sicuro coraggio lo fa. Ma state zitti, ce l'ha, coraggio lo fa. Ma ci rompula sta Natale, diciamo, guarda molto ripetere, coraggio lo fa. C'è secco culo, sta mio culo a patria. Mentre invece quel maledetto vicino che ha tu, vicino di me. Quello che ha sedotto una figlia, capito? No, ce l'ha. Ce l'ha, non ce l'ha mai Vabbè. Ce l'ha, non ce l'ha, ma sono qui. Ma che stai dicendo? Ce l'hai, ma spagna. Ma che stai dicendo? Ce l'hai, ma più prima, vai. Ma che tu, andiamo! E ci andiamo all'Iraq, o Pakistan, all'Arabia Saudita. Esaurito come stai tu? Mi capito, ma che facevi? Ci lavamo la manica a morrisse e ci mettiamo un po' di terroristi, ma... Oh mamma mia, allora che mamma ce l'ha, Signora Nannina, se dovete prendere l'aereo, tengo l'orario dei voli proprio qua nella tasca. Scusate, mamma, non era ad andare, no? Sì, sono entrato per dirvi una cosa però. Oggi no! A me non me ne importa che a bottiglielle scappate. I ma sposa, certo che mi sposa. Arrivederci! Ce l'ha! E su tu? L'onore Rosetta nostra è salvo! Sì. Va! Va! A ginocchia a colmo, va! Nanni, Sì! ma secondo te no? Io si tenevo coraggio a Ciro da cocco. 30 anni! Sulla vesta uccisa te! Ma non mi rittivare sarà una cavata in faccia! E invece ti dico, signori non mi avete cuccato che ti siete come te! La mangiate! Posso buono!
Schifo! 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 L'unico che fa schifo. Che sia la vita, amici miei. Schifo, schifo. Delusione e dolore. Eccomi qua. Luigi Chiappone, in arte Cino D'Oretti. Ma chi sono? Chi sono chi? Ma come sta combinando? Io sono un fallito. Essere inutile. Che non farà mai niente nella vita. Capite? Uno che beve per dimenticare. Ma che sapessi ci dov'è? Ma pure telefonate! Sì, che le morte mia mamma! Sì, io dai che cadi su di moto! Sì! Ha ragione! Ha ragione! Come si fa a campare senza mamma e medica saccina? Io ho la medicina! Ah sì? Che ti ho accusato? Sta cacciando chi sta cenando? Amico, quindi Fatto zitti! Un colpo qua e finisce tutte cose! Bravo! Come? e quello che mi voleva dire che tu sei una bravissima persona, capito? Basta premere il grilletto! Sì, e ci vuole una vita! Ma aspetta, chi l'ha sbagliata la gamba? E muori! E fa pure! Io come mi vado in camera mia! Sì! Mi tiro un colpo in testa! Qua bravissimo! E faccio! Allora, mangi macino, non ci rimuove la seconda volta! Va, va! Andiamo lì! Andiamo lì! Però non discutare sì! C'è una che sei giusto per la faccia tutto il corso. State zitti! Che non hai capito niente, che il tuo problema con Carmela Picciotti, ci diciamo qui se stesso! Non ci dai, non posso mettere adesso, ma che stai facendo? Facciamo capitare che si tratti di un suicidio! Sì, sì, va bene, l'abbiamo proprio suicidato, troppo bello! Davvero me ne può? Sì! Aspetta! Sì, sì! Aspetta! Ma che è stato? Spigliatelo pure in mutante, che volete dire? Santa zitto! Come si va io? No, stiamo parlando con le schede, con Santa Maria! Osando! Madre nostra! State a fare il di talento! Non vinco! La missione è stata eseguita da tua volontà! Sì! La luna è tramontata! Buonanotte! Ma che spara? Signori, vi devo dare una triste notizia! Che lo piegano! Quel povero Cino D'Oretti è morto! Sarò mia, scusa! Ti ho spaventato! Quello, mentre provavo la parte e partito il colpo, sai, quello è un grande artista
questa si medesima e boom! Perché calare una parte? Certamente tutta finzione, Oggi no. Oggi no, quindi no. Ma faccia la parte non ubriaca! Ma fai la bullezza, poi! Ma fai la bullezza, poi! Signora, Regina, ma il morto sta bene in salute! Questo è bello, il morto sta bene in salute. Non è successo niente. Altro che pensione della tranquillità. I lageriti, chi sta in manicomio? E chiamo bello. Gennaro, Annina, ora capisco l'equino. Ormai il telefono è partito, mi capisci? Sì. Ora dovete ammazzare per forza. Se no finite squagliati! Oggi ci vado di tu! Oggi ci vado di tu! Oggi ci vado di tu! Come brutto la che sapore! Con tutte le lasce mancate, Che schifo, secondo me, Nanni. E metti capo di mio guagliato in doccia. Non ci mai non fai scudo! No, Nanni, no. Uccimen, sono stambres. Ah sì? O cimento si gosta!